In ambito serramenti, finestre, porte e facciate, gli EPD e i CAM sono molto collegati, soprattutto in relazione alla sostenibilità e all'applicazione negli appalti pubblici. Sono ruoli complementari ma distinti. Gli EPD, che sono le dichiarazioni ambientali di prodotto, vengono specificate attraverso lo studio del ciclo di vita, LCA, di un prodotto, per cui dalla materia prima fino alla dismissione del prodotto e alla sua riciclabilità. I CAM invece sono dei criteri ambientali minimi che riguardano la produzione, l'installazione e la gestione dei serramenti, volto a ridurre l'impatto ambientale che hanno questi elementi nell'ambito delle costruzioni. Per cui ci sono una serie di fattori che possono essere i criteri ambientali minimi base e quelli premianti, a cui si rispondono maggior punteggio in fase di gare d'appalto e riusciamo così a soddisfare le richieste. La correlazione tra EPD e CAM è molto stretta perché appunto l'EPD è uno degli strumenti principali per dimostrare la conformità di un prodotto ai CAM. E come SP, ad esempio, adesso noi ai CAM rispondiamo ovviamente già da qualche anno, e come EPD, come appunto saremo pronti verso la fine dell'anno anche ad avere questo tipo di certificazione. Il progetto di ogni sistema SP nasce dal concetto che i serramenti non devono essere solo una chiusura, ma anche un'estensione dello spazio verso l'esterno e anche vero il viceversa. Nello stesso tempo però devono garantire ovviamente privacy, calore e sicurezza, per cui concetti molto importanti. Ogni serramento, ogni linea di serramento SP nasce per una contestualizzazione specifica, per cui dalle linee molto moderne, squadrate, con planarità, e poi anche linee invece arrotondate, morbide, addirittura barocche, che vanno a dialogare con edifici del passato per renderli più performanti e attuali. La sfida nel creare un prodotto nuovo è comunque sempre creare equilibrio tra la performance, che sono sempre richieste molto più elevate, le richieste di performance, e poi anche la bellezza e la sicurezza, perché non dimentichiamoci che il serramento in una casa è anche un elemento d'arredo. In ogni caso comunque parte sempre da un'esigenza che può essere del mercato, del cliente, e da un'idea che diventa uno schizzo a matita, poi elaborato, progettato con un particolare software 3D che ne simula poi anche in fase avanzata tutta la movimentazione dei componenti, in modo da vedere che non ci siano problematiche anche di funzionalità. Successivamente poi si attiva tutta la parte di realizzazione del prototipo, fisico proprio, e si studia l'industrializzazione, per cui come renderle anche la produzione performante sul prodotto. Dopo si porta in laboratorio, si fanno i test per la certificazione CE e metterlo sul mercato. SP, fin dalla nascita qualche decennio fa, è sempre stata una percorritrice dei tempi, anticipando anche le soluzioni tecnologiche, per cui è sempre un passo avanti, ed è sempre stata un punto di riferimento e di visione per tutti gli operatori del settore. Diciamo che noi lavoriamo con software CAD/CAM evoluti. La lavorazione è eseguita con macchine di ultima generazione, abbiamo anche rinnovato negli ultimi 2 o 3 anni tutto il parco macchine con l'industria 4.0, per cui software e attrezzature veramente all'avanguardia che danno un'altissima qualità di prodotto finito. Poi, principali caratteristiche costruttive del serramento, diciamo che l'assenza del fermavetro, il fissaggio meccanico dei profili, l'incollaggio strutturale del vetro, che rende tutto molto più performante, verniciatura integrale di ogni singolo pezzo, il braccio robotico della verniciatura automatica non vernicia il quadro assemblato, ma vernicia ogni singolo pezzo anche sulle teste, in modo da rendere sempre più protetto ogni singolo elemento che compone il serramento. Sono caratteristiche tecniche che sono molto apprezzate e diciamo che anche la flessibilità della progettazione che abbiamo per dare soluzioni molto specifiche ai clienti
sono avanzate. Diciamo che come innovazione, come ricerca, non ci si ferma mai, assolutamente. La personalizzazione dei serramenti può spingerci veramente molto lontano, diciamo solamente anche in termini estetici, funzionali. Gli unici limiti possono essere dettati da limiti normativi e prestazionali che vanno comunque sempre considerati, e poi anche eventualmente tecnici come la portata meccanica di tutti gli elementi che compongono il serramento. Però se vogliamo un attimino vederlo nello specifico, diciamo che come personalizzazione estetica abbiamo i tipi di essenze, abete, larice, rovere, red grandis, un po' di legnami, la colorazione, per cui mordentati legno piuttosto che i laccati, il design del profilo, poi tutti gli accessori che possono essere le maniglie, il vetro, il tipo di apertura, eccetera. Personalizzazione, che quello ovviamente è fatta sempre e comunque, che è quella dimensionale e di forma, per cui le dimensioni del serramento e anche la sua forma, che può essere anche ad arco piuttosto che un fuorisquadra, dei trapezzi, eccetera. Personalizzazione tecnico-funzionale, queste possono essere spingendo un po' di più sull'isolamento termico, per cui utilizzando vetri un pochino più performanti, isolamento acustico, anche qui il vetro ovviamente la fa un po' da padrona, oltre al nodo serramento, l'antieffrazione, RC2, noi certifichiamo i serramenti, possiamo arrivare a certificarli in RC2, la configurazione con la domotica di casa fino alla protezione solare con l'inserimento nei vetri di quello che possono essere tendine o veneziane oscuranti. Come dicevo appunto, i limiti della personalizzazione sono i vincoli estetici come tecnici, come la resistenza strutturale, la compatibilità con norme e dal contesto in cui vengono inseriti, insomma. Diciamo che come estetica abbiamo un'altissima flessibilità di personalizzazione, dimensioni e forme e prestazioni tecniche, anche qua abbiamo un'alta capacità di personalizzare il serramento. Domotica e sicurezza è sempre più in crescita e richiede ovviamente compatibilità con i sistemi domotici più utilizzati, e poi dopo i limiti che sono quelli normativi e tecnici che sono da rispettare, per cui le norme UNI, i CAM, i limiti imposti anche dei vari bonus energetici, eccetera. È di recente pubblicazione questa norma UNI, la 11979 del 2025, è uscita a maggio, precisamente il 29 maggio, ed è una norma tecnica volontaria che va a definire la caratterizzazione dei controtelai, inclusi quelli tipo di monoblocco, e definisce le metodologie e i criteri per appunto caratterizzare il sistema destinato all'installazione di finestre e porte finestre. Possono essere identificati di due tipi: di libera installazione, ossia i produttori che sono produttori proprio di controtelai di monoblocchi, che producono anche per terzi, oppure il monoblocco può essere cosiddetto proprietario. Proprietario vuol dire che il produttore del serramento si crea o fa creare per sé il monoblocco specifico per il suo serramento, e qua abbiamo anche dei tipi di test diversi da fare. Diciamo che la norma specifica i criteri per testare le prestazioni di, un po' come con i serramenti, permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, l'isolamento acustico e termico, resistenza al carico del vento, la stabilità meccanica, resistenza all'effrazione se prevista, e anche poi dal punto di vista dei CAM, la durabilità, il comfort ambientale, eccetera. In sintesi possiamo dire che è un passo importante nel settore, che eleva anche lo standard tecnico del foro finestra, per cui il monoblocco non è più una parte secondaria, ma è un elemento attivo nella prestazione dell'edificio. La posa dei serramenti sulle strutture in CLT XLAM, il nostro sistema è molto innovativo e assolutamente integrato. La premessa è quella che c'è una progettazione molto approfondita in sinergia con i colleghi dell'ufficio tecnico, del CLT XLAM proprio, per verificare e affrontare tutte le criticità che possono nascondersi
nello sviluppo del progetto strutturale rispetto al progetto architettonico. Per cui si verificano le luci architettoniche, gli allineamenti, gli appoggi e gli incastri dei serramenti, soprattutto per quello che può essere il piano terra, dove c'è anche il cordolo in cemento. Una volta verificato il tutto, corretto e risolto le incongruenze, si va a definire tutte le lavorazioni che il pantografo andrà a fare sul pannello affinché possa ospitare il serramento montato. Nessun falso telaio aggiunto, la posa avviene direttamente sul pannello, sulla struttura, e in questo modo si elimina la gestione di un giunto di posa e semplifica di molto il lavoro delle squadre. Tanto più che molte volte la posa non la facciamo neanche in cantiere, ma la facciamo direttamente in stabilimento, dove poi montiamo i serramenti appunto sulla parete e viene protetto il serramento ovviamente, poi la parete viene assemblata e la costruzione viene già assemblata con i serramenti già posati direttamente sul pannello. E questo possiamo farlo dalla finestra alla porta e anche la scorrevole alzante. Capiamo bene i vantaggi sono assolutamente in termini di tempi, di gestione del cantiere, trasferte del personale, trasferte e poi tutti i vantaggi economici che ne derivano.